con la dirigente dell'Istituto Cipriani un Open Day fuori porta. Quanto è importante perché i ragazzi conoscano anche la vita fuori dall'istituto? Buongiorno a tutti innanzitutto, grazie per questa opportunità. Io ringrazio innanzitutto la direzione e la presidenza del Porto, del centro commerciale Il Porto, che ci hanno proposto l'opportunità per i ragazzi di fare questo Open Day all'interno del centro commerciale, in modo che siamo noi come scuola a offrire e a mettere a disposizione di tutti i visitatori e di tantissime persone che sempre frequentano questo centro commerciale ed è un'occasione, come diceva lei giustamente, per i ragazzi di far valere ancora di più sul campo cosa significa mettere in atto le loro competenze acquisite a scuola al di fuori di un ambiente che conoscono già. Quindi è una sfida ulteriore, diciamo, per i ragazzi, ma vedo che se la stanno cavando molto molto bene. Dopo i 5 anni riescono a entrare direttamente nel mondo del lavoro, secondo lei, dopo il vostro istituto, dopo aver seguito i corsi del vostro istituto? Noi sappiamo che soprattutto in questo periodo in Veneto, in provincia di Rovigo, tra le aziende che richiedono occupazione, cioè che richiedono forza lavoro, sono soprattutto le industrie dell'agroalimentare, della ristorazione e poi della meccanica. Io spero che questi ragazzi riescano a trovare delle occupazioni che siano occupazioni stabili, però c'è anche da dire che molti di loro preferiscono innanzitutto spostarsi, aumentare il loro bagaglio di conoscenze e competenze, vedendo un po' quello che capita fuori porta. Per dire fuori porta per loro vuol dire all'estero molto spesso. Noi speriamo sempre, perché cerchiamo di valorizzare quello che abbiamo, ma anche di sostenere il territorio, sostenere la crescita culturale e anche lavorativa, economica del nostro territorio. Speriamo sempre che loro rientrino e ci auguriamo che le aziende abbiano altrettanta attenzione rispetto a quella che noi mettiamo, nel senso che offrano delle opportunità appetibili, vorrei dire, per rimanere in tema, con quelle che sono le esigenze dei nostri ragazzi, dei futuri lavoratori e dei futuri cittadini di questo territorio. Se noi offriamo delle opportunità interessanti, che siano in linea anche con il costo della vita e con la possibilità di rimanere nel territorio, io penso che loro le vogliano sfruttare al massimo. Loro intendo gli studenti che escano dopo gli esami di Stato. Buongiorno a tutti, sono Angelica della Quinta Accoglienza. Oggi il nostro istituto è collegato dal centro commerciale al Porto per presentare la nostra offerta formativa. Vi aspettiamo qui fino alle 17. Sono qui con i ragazzi che rappresentano la nostra scuola, conosciamoli. Sono Elia, rappresento il gruppo Lingue. Sono Giulia, rappresento il gruppo Sport. Sono Matteo, rappresento il gruppo di Sala. Sono Valentina e rappresento Cucina. Sono Naomi, rappresento l'accoglienza. Sono Tommaso e rappresento il secondo biennio del corso serale. Buongiorno, siamo qui al Porto, sono Diego della quarta B Enogastronomia e siamo qui per presentare lo stand sulle lingue e volevamo invitarvi qui, però volevamo farlo in tutte le lingue. Buenos días, os esperamos al Centro Comercial Il Porto para presentaros nuestros cursos lingüísticos. You can try and practice our activities and games if you come to visit us. Wir warten hier in Wielen auf euch. Buongiorno, sono Elena della quarta sala e oggi sono qui con Federica e oggi vorremmo presentarvi due dei nostri eventi che facciamo a scuola. Uno è Polesine Cultura da Gustare, che quest'anno avrà come tema il teatro nelle province di Rovigo, Verona e Venezia. Ci saranno 3 date, il 24 febbraio, il 23 marzo e il 4 maggio. Come ultima data, che è appunto il 4 maggio, saremo insieme anche all'Accademia Italiana di Cucina e premieranno anche gli studenti migliori.
Buongiorno, volevo parlarvi del risto didattico sostenibile di quest'anno, dove parteciperanno principalmente le classi quinte del nostro istituto di tutti e 3 gli indirizzi, quindi sala, bar, cucina e accoglienza turistica. Le prossime date saranno le ultime 2 di gennaio e proseguiranno fino ad aprile. E i clienti, i genitori, insomma chiunque voglia venire assisterà a una lezione pratica principalmente di sala, dove verranno servite portate del territorio del Polesine, e per la prenotazione potrete contattare la scuola, dove per l'appunto c'è l'email, e potrete prenotarvi un mese prima rispetto alla data da voi selezionata. Buongiorno a tutti, sono Silvia della classe quinta Bieno. Con i miei compagni oggi all'Open Day volevamo presentarvi il dolce da viaggio. In pratica è un dolce che la scuola abbiamo cercato di utilizzare i prodotti del territorio come la nocelara, le mele del medio Polesine e il miele del Delta e lo sciroppo, la bevanda allo sciroppo di sambuco, e abbiamo cercato di utilizzare il packaging in modo tale da poterlo anche riciclare, e adesso stiamo progettando anche in modo tale da poterlo portare anche in giro, e può durare fino a 7 giorni dalla preparazione. Buongiorno a tutti, sono Riccardo Motti della Quinta Bienio. Oggi siamo qui con il nostro istituto a rappresentare la scuola con Edoardo e Mattia. Qui possiamo vedere il pane, la ciabatta polesana, che dopo faremo anche un'esposizione, e proseguendo sul tavolo abbiamo degli assaggini e dopo c'è anche l'esposizione dei premi vinti quest'anno. Allora, abbiamo avuto la fortuna di partecipare a questi concorsi come Cotto e Mangiato, è già il secondo anno che vinciamo e niente, speriamo insomma di vincerli anche gli anni prossimi. Allora, questi premi stanno a significare, diciamo, l'eccellenza del nostro istituto. Buongiorno, sono Linda, oggi siamo qui al Porto per un Open Day. Oggi siamo qui per fare un laboratorio di enogastronomia. In questo caso stiamo presentando la S Adriese, che è un biscotto di pasta frolla. Qui con noi c'è la professoressa Tognolo e 2 compagni di classe. Buongiorno, sono Aurora della terza sala e qui sono oggi con i miei compagni di classe, dove facciamo un frullato con carote, limoni e arance, e abbiamo un nostro sciroppo artigianale fatto con arance e limoni biologici, e questa macchinaria si chiama Valtemix, ovvero riduce al minimo il consumo e mantiene all'interno tutte le sue proprie vitamine.